Buonasera e ben ritrovati. So che avete passato dei momenti difficili e adesso ci consoliamo insieme. So che siete stati sottoposti a un'esperienza traumatica, so che avete avuto contezza, vostro malgrado, perché voi forse avreste anche preferito ignorarlo, di quella che io personalmente chiamo il cancro della democrazia e forse una delle più grandi catastrofi culturali dell'era contemporanea. Voi volevate solo probabilmente ascoltare il leader della Lega, magari perché vi sta simpatico o magari perché vi sta antipatico, e siete dovuti andare a sbattere contro la penosa, ingiustificabile, non saprei neanche come definirla, penosa, ingiustificabile, nociva, vasta, incontenibile, degradante ignoranza di chi pensa e dice di fare informazione nei media, ma siccome è ignorante come una zappa, non riesce a non fare disinformazione, cioè propaganda. E vabbè. Quindi le vostre orecchie sono offese dalle bestialità che avete appena sentito. E io sono solidale con voi. Io sono solidale con voi, io capisco il trauma che deve essere per chiunque abbia un minimo di contezza di come funziona l'economia moderna, sentir dire certe cose in televisione. E anche l'indignazione per chi assiste al proliferare di task force contro le fake news, d'accordo? Cioè per chi assiste attonito, smarrito, al proliferare di iniziative di censura fascista, d'accordo? Perché questa è messa in mano fra l'altro a 5 o 6 scappati di casa di dubbia legittimazione scientifica, d'accordo? Perché questo è, cominciamo a chiamare le cose con il loro nome. Bene, immagino la vostra indignazione nel sentir dire su una rete nazionale una scemenza che basterebbe qualsiasi social, cioè Massimo, vatti a seguire il Twitter della BCE, che te lo dice lei che cosa può fare e che cosa può non fare. Perché tanto te, all'età tua, se avessi potuto capirlo, già lo capiresti. Vabbè, adesso ragazzi, se abbiamo il numero legale ci rifacciamo le orecchie, perché è anche giusto che sia così. Vi ho promesso che vi avrei letto qualcosa e io le promesse le mantengo. Il livello dell'informazione italiana è quello, Quello è uno bravo. Quello è uno bravo e fra l'altro non pretende neanche di essere uno specialista. Quelli, diciamo così, che pretendono di essere degli specialisti, sono peggio di lui. Cioè, questa è l'informazione che voi avete. Poi dimo, famo, uscimo, qua e là, l'esperto. Sì, d'accordo, ma amici cari, la gente guarda la televisione, la gente legge i giornali. Sono i giornali, è la televisione che informano proprio in senso etimologico, cioè danno forma al pensiero delle persone. E su questo c'è tanta, ma tanta letteratura scientifica e si potrebbe, non so, se volete vi cito un paio di articoli che mi sono stati segnalati da... ecco, per esempio, su questo The Harvard Gazette
Network Propaganda Explored, d'accordo? Magari poi in qualche modo vi metto da qualche parte il link. Sintesi. Il ruolo cruciale nello svolgere azione di propaganda, chi ce l'ha? Ce l'hanno i grandi media, giornali e televisioni. Vero che i giornali non li legge più nessuno, meritatamente, perché diciamo, se uno si deve anche pagare per essere presi in giro, non è esattamente una grande voluttà. Ma è pur vero che li leggono le persone sbagliate, cioè quelle giuste, cioè quelle che per qualche motivo contano, per appartenenza a reti, eccetera, eccetera. Insomma, tutta la fascia, le fasce varie del più o meno deep state. E quindi loro non è che vanno a informarsi, che come voi staranno qui a sentire quello che ho da dirvi e che traggo da fonti scientifiche. E poi comunque ormai si sentono realizzati, no? Si sentono realizzati. Per quanto possano essere cialtroni, chi li scalza da dove stanno? Non devono confrontarsi con qualcuno, vivono in un mercato di rendite di posizione, no? Quindi la formazione permanente la vogliono per voi, ma se voi gli mettete sotto un articolo che ritenete interessante e pensate che lo leggano, naturalmente no. Allora voglio leggervi appunto questo articolo. Voi mi direte di chi è. Io guarderò nei vostri commenti ogni tanto per vedere se l'avete capito. Non sappiamo ancora quanto sarà vasto il danno causato da questa pandemia. Ma negli scenari più plausibili il sostegno del settore pubblico all'economia dovrà raggiungere 2 cifre percentuali di PIL. Come sarà possibile finanziare delle misure di questa portata senza scatenare una seconda crisi dei debiti sovrani nei paesi deboli dell'area euro? Il nuovo programma di acquisti per l'emergenza pandemica, PEP, della BCE, che è stato lanciato la settimana scorsa, questo articolo è del 24 marzo, quindi è stato lanciato ormai quasi un mese fa, ha comprato tempo prezioso. Ma il PEP è stato progettato principalmente per ridurre problemi di liquidità e evitare una immediata vendita di carattere speculativo di debiti dei paesi altamente indebitati nell'Eurozona. Alcuni dei fabbisogni, una parte, scusatemi, del fabbisogno finanziario di cui parlavamo potrà essere assorbita dall'espansione monetaria prevista nel PEP. Ma tolgo gli altoparlanti, altrimenti sentite le notifiche di WhatsApp che in questo momento non ci interessano. Ma siccome consente delle deviazioni solo limitate dalle quote capitale della Banca Centrale Europea, il famoso criterio del capital key, il PEP, diciamo così, potrebbe fornire solo un sostegno limitato ai fabbisogni dei paesi molto indebitati. Bisogna fare molto di più. Dobbiamo trovare delle soluzioni finanziarie alternative che mettano l'area euro al riparo dal ritorno di una crisi come quella del 2011. Non è Blanchard, non è Draghi, no, state toppando, niente, siete fuori strada. Bene, proponiamo che i paesi emettano
titoli a 50 anni o a 100 anni o anche titoli perpetui, noti come consols, come voi sapete da ieri, cioè titoli a reddito fisso senza data di scadenza. Brava Lucia, Lucia ha indovinato, perfetto, vinci un console. Sentite il discorso, quindi proponiamo che i paesi emettano titoli a 50 o 100 anni o anche perpetui, noti come console. La BCE, scusate un attimo, allora, puoi dire al volenteroso dilettante di seguirmi in diretta ora? Ecco, così almeno, perché qua se no, capito, qua tutti su Facebook. È un collega a cui voglio molto bene, per cui mi dispiace lasciarlo senza una risposta. Lo stanno tormentando con delle domande abbastanza cretine, per cui... Allora, dicevo, proponiamo di emettere titoli a mezzo o un secolo o anche perpetui dei consols. La BCE dovrebbe essere pronta ad acquistarli per mantenere basso l'onere dell'interesse, in modo da evitare di causare problemi di sostenibilità del debito. Ci sono degli evidenti motivi razionali dal punto di vista economico per fare questo. Ci sono delle evidenti motivazioni economiche. Uno shock delle dimensioni di quelle causate dal Covid è come una guerra e quindi il suo finanziamento, il finanziamento della ripresa, deve essere distribuito in modo ottimale su più generazioni. Da qui l'idea di titoli a 50, 100 anni o anche senza scadenza. Questi nuovi titoli potrebbero essere emessi rapidamente, in condizioni che potrebbero essere adattate per risolvere il problema che ci troviamo di fronte. Questa azione effettivamente audace, d'accordo, fornirebbe un segnale di tipo whatever it takes, cioè il segnale che si vorrà fare qualsiasi cosa, e quindi potrebbe allontanare, escludere lo scenario di incubo di una nuova crisi dell'Eurozona in mezzo alla crisi del Covid. Quindi questi sono i 3 motivi per fare queste emissioni di titoli a lunghissima scadenza o addirittura senza scadenza che la BCE dovrebbe comprare, che era quello di cui vi parlavo oggi nel film. Adesso lo sapete che, sapete che è la proposta di Giovazzi e Tabellini. Allora, loro lo chiamano Eurobond nel titolo e questo potrebbe mandarvi fuori strada. E infatti sentite cosa dicono adesso. Gli Stati membri dovrebbero emettere insieme una grande quantità di questi Covid Eurobonds a scadenza lunghissima o anche perpetui, garantiti dalla loro capacità fiscale. Attenzione perché poi tornerò su questo passaggio, attenzione perché poi ci torno, perché non è una sola come quella dei Verdi con la plastic tax. Ogni paese emetterebbe i suoi bond. Quindi loro li chiamano Eurobond perché nel titolo, perché loro devono mettere euro, se no non glielo pubblicavano su Voxeu. Ma ogni paese emette i suoi e quindi non sono Eurobond. Ma i bond sarebbero comunque sostanzialmente identici. Stesse caratteristiche, stessa scadenza. Il loro rating comune sarebbe il risultato del fatto che tutti questi bond sarebbero garantiti dalla capacità fiscale complessiva dei paesi partecipanti a questa emissione. Allora, lui li chiama Eurobond Covid perpetui, vabbè. Questi titoli perpetui, abbiamo già detto che se ognuno fa i suoi non sono Eurobond, li emettono in tesori nazionali, avrebbero diversi vantaggi. Sentite quali vantaggi. Grazie al supporto della BCE,
Vantaggio numero 1, i vantaggi sono 2, 3, qua sono 4. Vantaggio numero 1, grazie al supporto della BCE, i tassi di interesse potrebbero essere mantenuti a un livello molto basso e il rischio di insolvenza sarebbe limitato all'evento estremamente improbabile che un paese rinneghi, diciamo così, l'emissione del titolo, rifiuti di... Peraltro non si vede perché dovrebbe farlo, perché essendo un titolo perpetuo non necessiterebbe di rimborso. Per esempio, con un tasso di interesse dello 0,5%, il servizio di una quota di debito pari al 10% del PIL con questi Eurobond Covid perpetui, che non sono Eurobond, sono quello di cui vi parlavo io oggi, costerebbe solo lo 0,05% del PIL ogni anno, una quantità trascurabile, effettivamente. Tenete presente che entrando nel MES si guadagna lo 0,08, vabbè, quindi stiamo parlando di bruscolini. La scadenza lunghissima di questo debito aggiuntivo implica che il rischio di una crisi finanziaria sul debito dei paesi fortemente indebitati non sorgerebbe. Nel senso che, che cosa vuol dire questa cosa? La stessa cosa, aggiunge l'articolo, non può essere detta circa le linee di credito a breve termine del MES. Cioè, se io ti do una cosa a 100 anni, poi eventualmente la rinnoviamo fra 100 anni. Se invece come nel MES mi prendo una linea di credito a 2 anni, io fra 2 anni i soldi te li devo ridare. È banale. È banale. Capite? La soluzione di cui parlavamo oggi, no? Titoli ad almeno 50 anni, consolidabili, titoli a lungo termine, per evitare che ci sia la necessità del rinnovo a ridosso della crisi. Terzo vantaggio, l'inflazione ovviamente non è una minaccia attuale. Al contrario, il pericolo oggi è la deflazione. In questo caso il finanziamento monetario dello sforzo fiscale è una parte della risposta politica ottima in queste circostanze. Quarto vantaggio, secondo loro, questo accordo finanziario non comprometterebbe l'indipendenza della BCE nel caso in cui emergessero rischi di inflazione in futuro. La BCE sarebbe sempre libera di ridurre le dimensioni del suo bilancio se lo ritenesse opportuno. D'accordo? Quindi non potrebbe tranquillamente, invece che acquistare titoli emettendo moneta, potrebbe in qualsiasi momento vendere titoli, altri titoli che ha, rastrellando liquidità dal circuito finanziario e quindi ridurre la quantità di moneta in circolazione. Questi nuovi titoli sarebbero complementari ad altre proposte che sono state fatte di recente. Sì, giusto, ve l'ho detto anch'io, questi titoli, per esempio la nostra proposta dei BTP sostanzialmente perpetui, è complementare a quella dei BTP Orgoglio Italia, cioè di una emissione destinata ai risparmiatori italiani con condizioni di vantaggio, eccetera, eccetera, per incentivi fiscali, per mobilitare il risparmio, eccetera, eccetera. Ma sono proposte complementari. Questa ha i vantaggi che avete sentito e che vanno sostanzialmente nel senso di aiutare a mantenere bassi i tassi, non fare, di fatto è una monetizzazione, serve a non fare indebitare i governi. E fino a qui Giavazzi e Tabellini ci dicono
dall'alto della loro autorevolezza, da me tantissime volte chiamata simpaticamente in causa, perché però questa volta secondo me la dicono giusta, ecco, ci dicono quello che io molto umilmente in 2 minuti e in italiano vi ho detto oggi pomeriggio. Così rassicuriamo tutti, anche fuori da questa stanza, circa il fatto che non si sta parlando della proposta di un pazzo, ma della proposta di 2 persone che normalmente vengono ritenute normali ed attendibili. Ma la parte più divertente dell'articolo è un'altra. È il secondo paragrafo, che si chiama "Miglioriamo la proposta di Benassi Cheré e altri su una linea di credito collegata al Covid". Ed è fantastica perché è come se Giavazzi e Tabellini, uno con una mazza da baseball e un altro con una mazza da golf, prendessero il MES, l'enorme MES, e ammazzate lo comprimessero alle dimensioni di una lenticchia. Sentite quante mazzate danno al MES. Dunque, la proposta di creare una nuova linea di credito collegata al Covid all'interno del MES, proposta da Benassi Cheré ed altri, potrebbe aggiungere immediatamente finanziamenti fino al 3,4% del PIL dell'Eurozona. Questa proposta è un passo nella giusta direzione, ma ha un po' di limitazioni. Ecco, quando dicono è un passo nella giusta direzione, no? In un articolo scientifico, ti stanno per schiantare. Io mi ricordo sempre che uno dei miei insegnanti di flauto, il più antipatico, quindi quello a me più simpatico, faceva notare che quando venivano dall'estero a farci masterclass, no? Prima di massacrarti, c'era sempre una cosa del tipo "What I like in your interpretation is", una supercazzola, e poi cominciavano badabam, qua è sbagliato, quella nota non era giusta, devi respirare qui, questo va più veloce, questo va più lento, e ti tenevano sotto torchio per 30 minuti. Benissimo, sentite quante ne dicono Giavazzi e Tabellini improvvisamente rinsaviti. Forse hanno delle case e hanno paura per la patrimoniale che incombe sulla casa loro come sulle nostre. Finalmente sono rinsaviti. Bella notizia! L'acqua è arrivata in prima classe. Ma se mi davate retta prima, forse si potevano costruire più scialuppe. Ma insomma, lasciamo perdere. Tanto ormai, ragazzi, non ce n'è più per nessuno. Però grazie per l'aiuto. È il soccorso di Pisa, ma è molto apprezzato. Allora, sentite che cosa dicono, quali sono le few limitations. Ne trovano solo 6 di difetti al MES, adesso ve li dico. Primo, l'ammontare di fondi resta piccolo in confronto alle necessità, anche se potrebbe essere aumentato aumentando il capitale del MES, quella famosa storia che se ti chiedono 100 miliardi in una settimana glieli devi dare, che non piace neanche a loro. Secondo, le scadenze dei prestiti accordati ai paesi sono tanto importanti quanto l'entità dei prestiti. Scadenze, diciamo, multigenerazione non sono possibili con una linea di credito del MES e quindi il rischio è che la crisi del debito pubblico sia solo rimandata di 2 o 3 anni, ma non evitata. O alternativamente che la risposta fiscale sia limitata nelle dimensioni in modo tale da non fornire un sostegno adeguato all'economia. Terzo, in virtù del suo statuto il MES può prestare solo a paesi il cui debito è sostenibile. Questo significa che il prerequisito di ogni prestito del MES è un qualche tipo di analisi di sostenibilità del debito. Il risultato di una simile analisi non può essere dato per scontato in una situazione simile. Vero è, aggiungo io, fuori verbale, cioè fuori lettura, che hanno detto che in questo caso, questa volta, non la farebbero l'analisi di sostenibilità. Salvo poi dopo un anno pentirsene e mettere le famose condizioni giugulatorie, patrimoniali, eccetera, eccetera. Quarto,
la mucca nel corridoio, l'ornitorinco nella granita, non so, il narvalo nella vasca da bagno. Il MES è stato progettato per sostenere singoli paesi durante una crisi finanziaria, non per finanziare la risposta a un grande shock comune a più paesi. E questo qualcosa vuol dire. Fra l'altro spiega perché le risorse sono poche, come vi ho detto in un'altra diretta. Proprio per questo è importante che i fondi del MES rimangano disponibili per il loro scopo originario, soprattutto una volta passato il picco della crisi. E anche questo senza aver letto gli illustri, io mi inchino di fronte a Giavazzi, che era quello che non sapeva che il Regno Unito aveva la sterlina e quindi svalutava, ma insomma è un grande economista, a parte questi dettagli, mi inchino di fronte a tanta scienza, è quello che vi ho detto anch'io. Cioè vi ho detto, guardate che il frangifuoco del MES, che serve a evitare che il contagio di una crisi finanziaria si diffonda dai paesi piccoli della periferia dell'Eurozona verso quelli grandi, ci servirà comunque, perché noi non usciamo da qui senza che comincino a scoppiare banche come popcorn. Questo, purtroppo, lo dobbiamo dare per scontato. E, caro Giuseppi, visto che tu sei lì ancorato come una cozza tarantina allo scoglio, ti informo che un giorno, e molto presto, tutto questo sarà tuo. Ti si sgretolerà il mondo sotto la poltrona e tu non capirai perché. Io invece lo capirò, e però se vuoi te lo spiego, ma purtroppo a un vecchio amico si fa anche questo favore. Allora, siamo arrivati al quarto difetto della proposta di usare il MES per contrastare un grande shock comune a più paesi. E il quarto difetto è che il MES è stato fatto per un'altra cosa, cioè per contrastare shock finanziari di un singolo paese. Poi, quinto, meglio mi sento, la condizionalità ex post, cioè prima entri e poi ti metto le condizioni, che è richiesta legalmente per un prestito MES, potrebbe ostacolare l'effettivo uso dei fondi. E sentite che cosa dicono Giavazzi e Tablino, un'altra cosa che vi ho detto migliaia di volte. Durante la crisi del Covid, che può durare un anno o più, i paesi dell'Eurozona avranno bisogno di prendere soldi in prestito non solo per investire in infrastrutture mediche, ma anche per sostenere i redditi e per fare ricapitalizzazioni che prevengano fallimenti, bancarotte. E quindi è importante che una eventuale linea di credito del MES tenga conto di questo. Invece quelle che vengono proposte e che quei quattro cialtroni che forse hanno studiato economia con Giletti accetteranno, hanno proprio la condizione specifica di essere solo concentrate sulla spesa sanitaria. Qui avete Giavazzi, che con tutti i suoi difetti, e ne ha, e chi più di me ve li può raccontare e ve li ha raccontati, sotto il profilo dell'impostazione analitica, ma che tutto sommato qui si rivela una persona intellettualmente onesta, vi dice che questo rende il MES inutile. Pochi soldi per fare solo una delle tante cose che è necessario fare. Non so se è chiaro il concetto. A prescindere dal fatto che le condizioni poi cambino e diventino più onerose, già la stessa condizione di poter utilizzare quei fondi solo per le spese sanitarie dirette o indirette rende l'accesso a quel credito del tutto inutile. E eravamo alla quinta legnata che dà sui denti alla collega Benassi-Cheré, che comunque di denti ne ha 32, per cui... Infine, questo è un altro punto molto importante, guarda, cioè io sto rivalutando Giavazzi, sentite, ho rivalutato Brunetta, è nato un amore, stasera rivaluto pure Giavazzi, cioè, mo gli scrivo, io dico, senti, cioè, famo pace perché evidentemente la grazia ti ha toccato, o sono io che ho tradito e sono diventato un perfido liberista che vuole, non so, perché ogni tanto leggo scemenze di questo tipo, oppure forse quando chi pensava di essere al sicuro capisce di essere in pericolo anche lui, cambia l'atteggiamento psicologico e una sana e sempre bene accetta apertura, diciamo, di spirito, pensiero alternativo, subentra per il beneficio di tutti. Allora, sesto punto.
Infine, il MES è un'istituzione intergovernativa su cui parlamenti nazionali di singoli paesi hanno ancora diritto di veto. Beh, noi no, perché noi siamo italiani, guidati peraltro in questo momento da dei generali particolarmente cialtroni, diciamo. In questo momento noi abbiamo Cadorna, non è che, insomma, va così. Abbiamo avuto di meglio e riavremo di meglio. Però quindi non ti puoi aspettare che quelli mettano il veto perché si vergognano, insomma, vabbè. Però in linea di principio questo è possibile e significa che semmai il veto lo mette la Germania, no? E sentite con che eleganza, io adoro quest'uomo, l'eleganza, il tecnicismo con cui dice guardate che vi state mettendo in una tonnara. C'è quindi il rischio che la progettazione e l'implementazione delle linee di credito possa essere distorta da una logica somma zero piuttosto che riflettere l'interesse comune. In altre parole, i tedeschi non vi permetteranno mai di accedere a una linea di credito senza strozzarvi. Ognuna di queste limitazioni, qua comincia la parte dove mi permetto di dissentire dal collega, ma è interessante e ve la dico perché si lega a quel dibattito culturale lungo, che ha lunghe radici, quello sul Ministero del Tesoro europeo. Ognuna di queste limitazioni potrebbe essere superata riscrivendo le regole del MES e quelle del suo trattato, che è la cosa a cui noi ci siamo opposti, ma non sappiamo come le volesse riscrivere Giavazzi. Noi ci siamo opposti a come li volevano riscrivere i tedeschi. Vediamo questo come un passo verso un contesto istituzionale ottimale per il finanziamento della crisi del Covid, perché il MES potrebbe finalmente diventare il Dipartimento del Tesoro dell'area euro. Vedete che sempre lì si va a cadere, no? Consentendo così alla politica fiscale e alla politica monetaria di coordinarsi come in paesi normali. Ma la strada verso questo contesto ottimo prenderebbe tempo e i negoziati fra Paesi membri creerebbero incertezza circa gli esiti. Il tempo, però, non è una cosa di cui noi si abbia abbondanza adesso, continuano Giavazzi e Tabellini, a questo punto della crisi del Covid. E l'incertezza sul risultato di questo cambiamento delle regole potrebbe essere destabilizzante di per sé stessa. E quindi, dicono Giavazzi e Tabellini, senza saperlo, fate quello che vi ha detto Bagnai oggi pomeriggio spiegandovi la posizione della Lega. Ma è una cosa meravigliosa. Non sapevamo di avere questi autorevoli alleati. E ci fa piacere, perché se nei nostri manifesti elettorali c'era scritto che volevamo fare la rivoluzione del buonsenso, il fatto che per una volta riusciamo a trovarci d'accordo che perfino Giavazzi e Tabellini dicano delle cose di buonsenso ci fa capire che almeno questo pezzo del programma abbiamo cominciato a realizzarli. Chiaro il concetto? Quindi, ricapitolando, Giavazzi e Tabellini dicono che bisogna fare secondo quello che riteniamo essere una delle proposte della Lega, ma la più importante, perché adesso bisogna fare un discorso, diciamo così, probabilmente al dottor Giletti è successa una cosa che non so se è successa anche a qualcuno di voi. Probabilmente il dottor Giletti un giorno è andato con una mazzetta di fogli da 100 euro alla Banca d'Italia, ha bussato, toc toc, chi è? So Giletti, tu chi sei? So Visco, come fa a entrare? Entro. Che c'hai? C'ho gli euro, dammi l'oro, e gli ha dato l'oro, perché probabilmente nel mondo di Giletti, che guardate non è il mondo solo di Giletti, io poverino, è molto grave che lui sia così ignorante di fatti economici, data la posizione in cui è e data la sicumera con cui si esprime. Ma non è certo il solo, ci sono persone che hanno titoli accademici più alti dei suoi che sono altrettanto ignoranti di come funziona una moderna economia monetaria. Ci sono persone che sono veramente ancora convinte che non so, vabbè,
che questo, no? Lo vedete? Ecco, questo qui. Se non abbia dentro dell'oro, ma quantomeno sia legato idealmente, che ci sia l'oro a garantirlo, e che tutto questo vorrei ricordarlo a chi fosse atterrato da Saturno in questo momento. Qualsiasi legame diretto o indiretto della circolazione monetaria di qualsiasi paese del globo con l'oro è terminato il 15 agosto del 1971. Ed è terminato in un contesto in cui per 2 o 3 anni prima, siccome si sapeva che sarebbe finita così, gli economisti si lamentavano, si preoccupavano, sarà una catastrofe, sarà un disastro, e siamo andati avanti. Non è stata una catastrofe, non è stata un disastro. E naturalmente non è stata neanche una passeggiata, perché sono successe tante altre cose, a partire da guerre nei paesi, nel Medio Oriente, il tesoro, il petrolio che quadruplica di prezzo, l'inflazione, sono successe tante cose. Ma in ogni caso noi adesso abbiamo una circolazione monetaria che è completamente a corso legale. E questo significa che nel momento in cui la banca centrale decide di acquistare dei titoli perpetui per un ammontare qualsiasi, il 20%, vedete gli ordini di grandezza, vi leggo anche Boiter, ma insomma vabbè, Boiter parla di un ordine di grandezza di un 10-20% del PIL. Lo può fare semplicemente emettendo la moneta di cui ha bisogno. È il modo in cui le banche centrali immettono la moneta nel circuito monetario e finanziario di un'economia. Che poi, attenzione, vorrei sempre ricordarvi un'altra cosa. Le banconote e le monete coniate, queste qui, quelle che a Roma chiamano gli spicci, d'accordo? Ovvero quello che gli economisti chiamano il circolante, ovvero quello che voi, anche se non siete giornalisti, chiamate la moneta, in realtà sono l'8% dei mezzi di pagamento, che è quello che un economista chiama moneta. Il restante 90 dispari è moneta creata dal sistema bancario, cioè sono mezzi di pagamento creati attraverso l'emissione di credito o l'assunzione di debiti. D'accordo? Quindi, di che parliamo? Di che stiamo parlando? Il sistema europeo delle banche centrali, coordinato dalla BCE, certo che stampa, per usare questa parola da cialtroni, cioè emette moneta, certo che lo fa. Da dove viene la moneta? Da Marte? Dove la troviamo? Nelle miniere? Cresce dagli alberi? La troviamo nelle tasche dei contribuenti, i quali a loro volta dove le trovano? Nelle tasche di un altro contribuente, e non c'è il contribuente zero? Il primo? Quello che la moneta non ce l'aveva e poi... Cioè, ma di che parliamo? Ma vi rendete conto dell'assurdità, della povertà culturale? Ecco, allora vedete, qui fra l'altro apro e chiudo una parentesi, perché io in questo momento comincio ad avere paura? Perché, per esempio, io vedo come sono informato sull'economia. Cioè, se in una trasmissione di prima serata un giornalista dice una bestialità tipo la banca centrale non può emettere moneta, che è un po' come, non so, la mucca non può fare latte, non lo so, cioè la vite non può fare uva, vabbè, l'acqua non bagna, non so, il sole non asciuga, cioè una frase proprio... E allora che ci sta a fare la banca centrale? Solo perché noi paghiamo uno stipendio alla signora Lagarde? Ma insomma, non credo che sia quello lo scopo del gioco, no? Di avere una banca centrale. Non credo che sia quello lo scopo del gioco, di avere uno Stato. Uno Stato, ecco. Se noi che abbiamo fatto un percorso culturale non lunghissimo, non sofisticatissimo, ma basato semplicemente sui dati di fatto, su quello che si legge sulla stampa internazionale, su quello che si legge nei manuali di economia, siamo in grado di capire che ci vengono dette delle cialtronate di una dimensione stellare, ma neanche con intento propagandistico. Lì non c'è la mens rea,
ma che la mens rea ci sia o non ci sia, il fatto che vengano date informazioni così pericolosamente, assurdamente, inutilmente distorte, fa spavento. Perché io penso che quello che mi informa su cosa fa o non fa una banca centrale, cioè quel tipo lì, Massimo, poi mi informa anche, per esempio, su malattie mortali, perché la gente è morta. Quanta è morta? Quanti ne sono morti esattamente per questo, per altre cause, come, dove, perché, per quanto moriranno, per quanto non moriranno, non lo so. Ma non lo saprò mai, perché mi informano questi cialtroni qui. Questo è il problema. E io quindi sono terrorizzato. Non so voi, perché i morti ci sono stati, e noi non abbiamo un'informazione corretta. Cioè non è che questi con una testa ti informano sull'economia e con un'altra testa ti informano sulla medicina, con un'altra testa ti informano sul nucleare, con un'altra testa ti informano su... No, cioè la testa quella è. Il modus operandi quello è. E quindi io vi assicuro, oggi proprio scrivevo sul blog, ho scritto sul blog un piccolissimo post che si intitola Il paese più colpito, che mi ha fatto ridere perché ero alla radio, sentivo il paese più colpito sono gli Stati Uniti perché ci sono stati più morti che in Spagna. Sì, peccato che diciamo negli Stati Uniti ci sono stati forse 10.000 morti più che in Spagna, solo che diciamo la popolazione degli Stati Uniti è tipo 6 volte quella della Spagna, per cui di che cosa stiamo parlando? No? Cioè, vabbè, lasciamo stare. Ho fatto i conti, insomma, basta una normale calcolatrice per capire cosa intendiamo per più colpito, no? Cioè, se un asteroide cade su Andorra e la fa piatta completamente, d'accordo? Mentre, diciamo, di qua e di là dai Pirenei muoiono 1 migliaio di persone. Vabbè, ma certo è il paese più colpito, però magari anche se in Francia le schegge uccidono, non so, 2 milioni di persone, beh, certo, la Francia è meno colpita, ma magari sono morte più persone. Cioè, io non capisco. Cioè, perché fanno così? Perché dicono delle bestialità assurde? Io sono veramente terrorizzato. Un pezzo del mio terrore deriva da questo, un altro pezzo deriva da altre vicende. La sospensione dei diritti costituzionali, questa storia delle app così affidate, non si sa bene come, non si sa bene perché, non si sa bene a chi. Noi adesso faremo delle interrogazioni parlamentari, tutto al di fuori del circuito parlamentare. Cioè, uno dice, la situazione oggettivamente è pericolosa dal punto di vista sanitario. Bisogna essere disciplinati, bisogna seguire le regole. Va bene, d'accordo. Però, a parte il fatto che sarebbe stato meglio che passassero in Parlamento, perché tanto non ci sarebbe stata nessuna differenza nella immediata operatività delle regole. Avreste portato il decreto legge in Parlamento, sarebbe diventato immediatamente legge dal momento in cui veniva scritto, avete la maggioranza e nessuno di noi sarebbe stato disposto a far morire le persone, perché anzi siamo stati noi per primi, avendo molti colleghi in Lombardia, ad avvertire che le cose non andavano proprio esattamente come veniva detto, no? Come quel campione di hate speech che oggi se la prendeva con Trump, che diceva che le mascherine non erano necessarie, o quell'altro scienziatone che dà le pagelline a tutti, che diceva che non c'era rischio di contagio. No, questi hanno approfittato della emergenza sanitaria per affermare la scientocrazia, cioè la dittatura di quelli che a inizio di febbraio dicevano che andava tutto bene. Anche questo mi spaventa. Guardate, io vi ho fatto vedere alcuni... Oggi c'è un bell'articolo di Ginevra Cerrina Feroni, la salute è importante ma la democrazia anche. E ho condiviso con voi sul mio canale Telegram una riflessione di Giorgio Agamben che mi sembrava molto profonda, cioè quello che sta succedendo è qualcosa di terribile. Noi non stiamo onorando i nostri morti. Cioè qui non è solo un'emergenza autoritaria che ci porta in una fase, diciamo, pre-democratica. Questi ci hanno riportato a una fase pre-umana. Allora,
va bene tutto. Ma non lo dico per incitarvi a una rivolta che non avrebbe senso, tanto adesso si parla di riapertura, speriamo che siano in grado di aprire un po' meglio di come hanno chiuso, noi comunque cercheremo di aiutarli, sicuramente non li ostacoleremo, ma qui si tratta di condividere con voi la consapevolezza dell'enormità di quello che hanno fatto, senza passare per il Parlamento. Questo è il punto fondamentale, che mi preoccupa. E d'altra parte questo punto qui non è una divagazione, non è adesso un volo pindarico, è strettamente legato a come venite informati, cioè Anchorman, che in prima serata dicono che le banche centrali non emettono moneta, vabbè, forse la pescano, non lo so, forse hanno le grandi reti a strascico, vanno nell'oceano e pescano i biglietti da 100 euro, che a loro volta si riproducono nel mar dei Sargassi, probabilmente, come le anguille. Giletti, illuminaci. Secondo te, da dove vengono i soldi che hai in tasca? Però, appunto, la deriva autoritaria in un contesto di informazioni di questo tipo è preoccupante, molto preoccupante. Quando poi succede che la razionalità economica indichi un'unica strada fondamentalmente, perché non ci sono solo Giavazzi e Tabellini, il cui articolo con piacere, perché avendo polemizzato con loro mi fa piacere poter dire che apprezzo un loro lavoro quando appunto per la paura di quello che intravedono, perché stupidi non sono, diventano onesti. Ecco, però succede che non è vero come dite voi, che state solo a litigare, no, perché se in un periodo come questo io riesco a parlare con l'onorevole Brunetta, riesco a essere d'accordo con Francesco Giavazzi, vi assicuro che all'interno, diciamo così, della cosiddetta classe dirigente del paese, tutto sommato, se non fosse per il tentativo di qualcuno di fare il lucetto e di farsi un Parlamento parallelo, d'accordo? Tutto sommato delle soluzioni costruttive si potrebbero trovare. Ma fino a che quello lì non capisce che se ne deve andare, e non deve capirlo lui, deve capirlo, ahimè, chi ce l'ha messo, non si riuscirà a intraprendere un cammino comune sulle strade che la razionalità economica ci indica come assolutamente imprescindibili. Perché avete capito bene quello che dicono qui Giavazzi e Tabellini, ma potrei leggervi anche altri articoli. O si fa così, o si ritorna a una crisi come quella del 2011. E in particolare Boiter e Kapoor, in un articolo sempre su Vox, questo pubblicato il 6 aprile, quindi più recente, dicono molto chiaramente che a una crisi di quel tipo ci sarebbe la tentazione di reagire con l'austerità, causando un disastro irreversibile anche in termini politici. Che cosa vi devo dire? Sono cose che alcuni di voi sanno, perché quelli che mi conoscono da più tempo, perché le dico da molto tempo. Altri magari hanno imparato a conoscermi da quando sono in politica, cioè solo da 2 anni, quindi magari per loro questa roba è nuova, ancora non si orientano. Però come vedete io vi do gli elementi per valutare, vi do le fonti dei miei ragionamenti. Non vi do affermazioni apodittiche tipo la banca centrale non emette moneta. Sì, perché per esempio a Via Nazionale, voi forse non lo sapete, ma diciamo scendendo da Piazza Isedra, oggi Piazza della Repubblica, verso Via 4 Novembre, c'era a sinistra un orto incolto, con dei rovi, e siccome era antiestetico, perché insomma una via di un certo pregio, no? Allora i Savoia decisero di costruirci una banca centrale, per meri motivi estetici, non perché
emettesse le lire e oggi all'interno del sistema europeo delle banche centrali regolasse la circolazione dell'euro. No, solo semplicemente una banca centrale, soprattutto se progettata dall'architetto Koch, è più bella da vedere di un orto incolto pieno di rovi. E questa è la vera storia della banca centrale. Questa è la storia del central banking, come probabilmente il dottor Giletti se l'è sentita raccontare quando era bambino. Però, Massimo, cioè, ora sei maggiorenne, è anche ora che tu sappia in che modo vengono prodotti i soldi che hai in tasca, perché è una cosa molto importante. Altrimenti poi che cosa succede? Succede che senti i fregnacciari, perché ci sono dei fregnacciari che parlano di moneta in modo improprio. Segui su Twitter la Banca Centrale Europea, dai, se non sai l'inglese non vergognarti, dillo, ti aiutiamo noi, traduciamo noi i tweet. Lì c'è scritto tutto. Guarda, c'è perfino Praet, che era un ex membro del board, che te lo dice chiaramente, noi possiamo creare qualsiasi ammontare di moneta. Oh, è il Twitter feed originale della BCE, non è stato hackerato, è una cosa che tutti sanno. Oppure, non lo so, guardati corso legale su Wikipedia, non è una strada, non è corso legale, non so, Giuseppe Legale, avvocato, no. Corso nel senso di circolazione monetaria legale, nel senso di imposto per legge. Dovete guardare su Wikipedia corso legale, ripeto, su Wikipedia, non su Google Maps, non è una strada, è un regime di circolazione monetaria. E così vedrai che oggi la moneta circola perché lo Stato impone di accettarla in pagamento e quindi con potere liberatorio delle obbligazioni. Magari scopriresti anche altre cose interessanti che potrebbero stupirti. Per esempio, secondo me tu sei convinto che la moneta elettronica sia una gran figata. Perché c'hai, secondo me, la facies, a te già t'ho inquadrato. Tu sei convinto che la moneta elettronica è una gran figata. Sai che la BCE, per esempio, non ne è così convinta? Sai che la BCE non è tanto convinta che i limiti al contante siano una buona cosa? E lo sai perché? Perché la moneta elettronica che cosa fa? Movimenta un deposito bancario. Vedi? Cominci a capire che la moneta non è solo questa, ma sono anche altre cose, depositi, impieghi. E naturalmente, caro Massimo, te lo dico proprio con affetto, perché tanto prima o poi ci conosceremo un giorno, mi inviterai, proverai a massacrarmi, non c'è riuscita la Gruber, magari ci riesci te, chi lo sa, mai sottovalutare gli avversari, mai, mai, mai. Perché tu sei un avversario, perché nel momento in cui ti metti contro il buonsenso e pensi che le banche centrali siano degli oggetti così, delle quinte sceniche senza nessun ruolo nella circolazione della moneta, e oggettivamente sei un avversario del buonsenso. Io ho fatto la rivoluzione del buonsenso, perdonami, ti devo considerare un avversario. Magari scoprirai, documentandoti sulla moneta elettronica, che c'è solo un piccolo problema nel pagare qualcuno movimentando un deposito bancario e quindi con un bancomat o con un assegno, che la controparte non lo sa se ci stanno i soldi in quel deposito bancario ed è il motivo per cui il bancomat o l'assegno non hanno corso legale e tutto sommato potrebbero essere rifiutati e per un po' di tempo sono stati rifiutati come mezzi di pagamento. Il bancomat adesso no, è imposto. Anche questa è una cosa un po' strana. Sai che non tutti alla BCE sono d'accordo? Se poi ti dico anche come faccio a saperlo, ma qua si va su cose un po' complicatucce, non so se riuscireste a seguirmi, perché, allora, considera che c'è, diciamo, una cosa che si chiama Stato, no? Perché se c'è la moneta, quindi adesso andiamo a una cosa più complicata, lo Stato ha delle leggi, qui è ancora più complicato, le leggi sono fatte nei parlamenti, però in Europa c'è una banca centrale che deve dare un parere su certe cose, è una cosa un po' complicata, però da un parere della BCE
sull'ultima finanziaria, quella che ha messo limite alla circolazione del contante, abbiamo imparato tantissime cose, tantissime cose. Leggere quel parere, magari me lo faccio tradurre in massimese, perché adesso attualmente è in inglese, e capiresti un po' meglio di che cosa hai detto. Poi naturalmente non è che ti dico di chiedere scusa ai tuoi ascoltatori. Quando mai si è visto un giornalista rettificare una bestialità? Ci sono voluto io per riuscire a far rettificare al Corriere della Sera una bestialità mostruosa. È stato un caso talmente unico nella storia. Ecco, arriva prof, vai, dica. È stato un caso talmente unico, adesso già so che cosa mi dice, nella storia del giornalismo italiano, che Dagospia lo ha ripreso. E no, ma non è non esagerare, che non esiste, cioè basta. Siamo stanchi di essere informati così. Siamo stanchi. È una cosa molto, molto, molto spiacevole. È una cosa pericolosa per la democrazia, tanto quanto essere governati a colpi di DPCM, essere informati a colpi di luogo comune. E a questa cosa noi resistiamo. Resistiamo con tutte le nostre forze. Finché ci sarà data diritto di parola ci opporremo ad essa, e finché non verremo costretti fisicamente più di quello che siamo, lotteremo per liberarci dalla tirannia del luogo comune e dalla abiezione della propaganda spicciola, che non ha una propaganda senza scopo. La propaganda si fa con uno scopo. Io sono in un partito, devo convincerti che sono più bravo di un altro, che il mio partito è migliore, faccio propaganda. Ma lo scopo nel dire cose che non stanno né in cielo né in terra qual è? Avvelenare così i pozzi della democrazia per cosa? Vabbè, comunque, lasciamo perdere, va. Allora, ci siamo intrattenuti abbastanza. Abbiamo imparato delle cose divertenti questa sera, tipo che le banche centrali sono degli oggetti d'arredamento urbano senza alcuna particolare funzione, in particolare non quella di emettere moneta. Che di questo sono convinti tutti, tranne Giavazzi e Tabellini, che insegnano alla Bocconi e quindi non valgono niente rispetto a un intrattenitore di qualsiasi altro tipo, e che quindi sostengono, esattamente in linea con quello che oggi pomeriggio vi spiegavo, che le banche centrali dovrebbero emettere moneta per acquistare titoli emessi dagli stati nazionali, titoli a lunghissimo termine. Questi titoli devono essere a lunghissimo termine o addirittura perpetui, come furono i consols a suo tempo, perché uno shock come quello della crisi pandemica deve essere ammortizzato su diverse generazioni, che è un buon motivo per non utilizzare il MES, che invece fa prestiti a breve termine. Intervenendo subito, la banca centrale terrebbe bassi tassi di interesse, quindi fondamentalmente, a differenza degli eurobond sola dei Verdi, dove il bilancio dell'Unione Europea veniva messo a garanzia dell'emissione e quindi anche del rimborso, in questo caso il rimborso non ci sarebbe perché si tratterebbe di titoli perpetui e il peso degli interessi sarebbe lo 0,05% del PIL, cioè una cosa assolutamente sostenibile anche da paesi con un forte indebitamento, ma si impedirebbe così al debito appunto di crescere ulteriormente. Abbiamo imparato da Giavazzi e Tabellini che questa monetizzazione del debito non creerebbe problemi di inflazione, perché l'inflazione non è un problema in questo momento. Se avessimo letto Boiter e Capura avremmo visto che siccome sta per aumentare la disoccupazione, l'inflazione sarà ancora meno un problema, e abbiamo anche imparato che il MES fa schifo per almeno 6 motivi, questo diciamo è parola di Bocconi. Adesso, amici, sapete qual è il credo grillino? Il credo grillino è: ascoltiamo tutti e decidiamo con la nostra testa. Benissimo, allora, avete ascoltato una campana in televisione, avete ascoltato un'altra campana
Giavazzi e tabellini, qui. Decidete voi chi vi sembra più ancorato alla realtà e chi vi sembra più in grado di guidarvi verso la soluzione del problema in cui siamo.